Amici sportivi del CAD del Triveneto, benvenuti al terzultimo appuntamento del campionato 2023. Se nel mese di settembre abbiamo potuto commentare il Gran Premio di Pista Azzurra in quel di Jesolo, in questo appuntamento, l'ottavo della stagione, invece ci troviamo a Caselle, in provincia di Treviso, sulla pista verde. E stiamo cominciando a vedere, come al solito, qualche immagine in anteprima di quello che andremo a commentare fra qualche minuto. Le condizioni, per fortuna, sono completamente d'asciutto e quindi Marco Muccia, siamo molto contenti di commentare ancora una volta un Gran Premio tutto asciutto. Sì, Luca, è un piacere essere ancora qui e anche perché Pista Verde ci può regalare delle belle sorprese, delle belle gare interessanti e poi i piloti si sapranno dimostrare i loro valori come in precedenza, come è stato in tutto il resto del campionato, ne vedremo sicuramente delle belle. Sono molto curioso. Sì, intanto Marco ti preannuncio che commenteremo ben 7 batterie e cominciamo dalla bronzo 3 con in pole position Eriksen e a affiancarlo sarà Franzo, poi abbiamo Wolf e Censo in seconda fila, in terza fila abbiamo Stesol 23 e Elianto, poi abbiamo in quarta fila MC10 Andre 2000, a chiudere i primi 10 saranno Matte 08 e Benny, e poi abbiamo in sesta fila, adesso la grafica scorre velocissimamente, Andrea 27 e Diego 66, e poi abbiamo Cesluk e Elliot in 13ª e 14ª posizione, e poi a chiudere la griglia di partenza abbiamo Armonia 89 in 15ª casella. Quindi soltanto 15 piloti per la categoria bronzo 3, però in totale ne abbiamo quasi più di 100 in questo ottavo appuntamento, Maro, quindi di piloti ne andremo davvero da commentare moltissimi in questo terzo ultimo appuntamento del campionato 2023 di Amici Kart del Triveneto. Mi pare di capire, Maro, che si vada verso una partenza lanciata e quindi non ci sarà poi quindi lo stacco della frizione, e siamo partiti in questo momento con Eriksen che affronta la prima curva in testa, e tutti gli altri sono stati molto bravi a non avere dei contatti appunto dopo la prima curva, e quindi tutti vanno via liscio, tutti i 15 piloti di kart vanno via lisci come l'olio. Però Eriksen mi pare aver capito che abbia fatto davvero una bella partenza. Intanto c'è una bella battaglia per la terza posizione tra Wolf e Censo. Sì, Ericsson ha fatto una bella partenza, ma secondo me chi è stato più bravo è stato Franzò, perché quando sei appena dietro il primo è molto facile farsi perdere il terreno, no? Nel momento in cui avanza e prende quel ritmo veloce. Però gli sta dietro incollato e stanno tenendo un buon passo rispetto a quelli dietro che sono un pelo indietro, però questa è una pista che può farci vedere diversi sorpassi. Ovviamente la partenza lanciata non li favorisce, ma potremo vedere già delle belle battaglie come quella che hai detto tu, tra la terza, quarta, quinta posizione, eccetera. Intanto Wolf in curva 1 ha provato a passare, anzi Censo ha provato a passare Wolf e penso che ci sia riuscito. Intanto Censo si deve adesso difendere da Elianto che è salito in quinta posizione, però come dicevi tu Marco, Eriksen e Franzo se ne stanno andando, quindi attenzione che possiamo vedere già una bella coppia tra appunto Eriksen e Franzo per la prima e la seconda posizione, anche se Eriksen, devo dire la verità, ha qualche decimo di secondo di vantaggio, forse adesso siamo quasi nell'ordine del secondo di vantaggio nei confronti di Franzo. 12 giri devono affrontare i piloti in questa categoria, hanno completato il secondo con Wolf che ha perso anche la quarta posizione a favore di Elianto. Censo, come dicevo in precedenza, è salito in terza posizione con il sorpasso nel giro precedente in curva 1. Un circuito molto tecnico quello di Pista Verde di Caselle, Marco, perché comunque sì, abbiamo un rettilineo di partenza abbastanza lungo, poi abbiamo un altro rettilineo, quello opposto alla linea del traguardo, poi per il resto sono curve medio basse velocità, anche diversi tornanti come questo qui che la regia prontamente ci inquadra, e poi appunto delle curve a media bassa velocità e anche come in questo caso di alta velocità, dove possono esserci dei punti di sorpasso molto interessanti e anche qualche attacco a sorpresa. Sì, la pista mi sembra molto veloce, diventa difficile soprattutto quando parti da dietro e cercare di recuperare posizioni. Quella che mi piace un sacco a me è curva 3, mi piace tantissimo. Quella
quel momento in cui tu puoi prenderti questa qui è, quel momento in cui tu puoi prenderti dall'esterno e poi a un certo punto va e li vai a prendere la posizione, anche perché c'è quel leggero dislivello, mi sembra di vedere dall'asfalto, che ti permette anche poi di guadagnare bene la velocità e completare il sorpasso. Quello lo posso reputare come il mio punto preferito al momento e penso che diversi piloti sono divertiti. C'è stato il sorpasso anche prima tra Censo, Eliato e Wolf, infatti in quella posizione, quindi secondo me anche per il resto delle batterie ne vedremo delle belle. In questo momento però c'è un Eriksen imprendibile. Imprendibile, sta facendo un ritmo devastante. Ha creato il vuoto quasi. Franza prova a stargli dietro. Non sottovaluterei Censo e Elianto e soprattutto la loro buona prova perché dopo aver superato comunque un Wolf molto in difficoltà adesso sono riusciti a tenere un bel ritmo. Eh sì, intanto vedo Wolf che è sceso in classifica dalla quinta alla settima posizione, superato quindi da Stesol 23 e da Matte 08. Però appunto Marco, hai ragione, si possono fare delle diverse valutazioni di traiettoria. Tra l'altro, se non erro, ora sto andando a memoria, ma magari se non avete l'altro magari ricontrollerò i nomi delle curve. Intanto bel sorpasso, bel tentativo di sorpasso, anche un contattino nelle curve retrovie. Infatti anche la grafica ci fa vedere con un replay del sorpasso di Under 2000 su Wolf, quindi abbiamo anche da questo Gran Premio anche i replay dei sorpassi, quindi piccoli upgrade della regia molto apprezzabili da parte sia mia e anche presumo di Marco. Però appunto Wolf ha addirittura perso altre posizioni, ora è in decima. Cioè Marco, nella prima parte di gara Wolf sta perdendo molte posizioni. Sì, ne ha perso veramente tante, poi diventa complicato rimontarle anche perché ti prende anche un po' di frustrazione. Non capisco cosa sia potuto succedere. Perché comunque partiva abbastanza avanti e poi si è fatto prendere così. Forse un po' di frustrazione, ma se continua così rischia di poi perdere ancora altre posizioni. Prima insomma, che la regia ci proponesse il replay, stavo dicendo che quella curva che ci stava facendo vedere precedentemente la regia dovrebbe chiamarsi il ferro di cavallo, ma poi magari tra le batterie magari darò una ricontrollata ai nomi delle curve. Però quel ferro di cavallo lì, insomma, può essere uno dei punti chiavi di sorpasso, appunto, in questo circuito. Dove però in questo momento stiamo vedendo i piloti un po' sgranati, eh. Forse c'è la battaglia per la terza posizione, mi viene da dire. Marco? Credevo fosse più per la seconda, ti dico la verità. Adesso Mm. controlliamo bene. Mi Poi sembra adesso anche Censi magari Elianto. magari poi controlliamo eventualmente sulla linea del traguardo. Però mi sembra che c'è un terzetto da seguire molto interessante. Intanto Eriksen completa un altro giro, sempre in testa, senza problemi. Intanto hai ragione Marco, perché la battaglia per la seconda posizione è a 3 in questo momento fra Franzo, Censo e Elianto. Con Censo che in curva 1 ha tentato un sorpasso all'interno su Franzo, ma non è riuscito poi a finalizzare il sorpasso e quindi mantiene così la terza posizione, mentre invece Wolf sta scendendo ancora di classifica. Non sappiamo se ha qualche problema col suo kart o non lo sappiamo davvero, perché ogni giro perde sempre delle posizioni. Cioè partiva dalle primissime file, adesso si ritrova addirittura in quart'ultima posizione. Cioè è davvero un crollo inspiegabile da parte di Wolf. Sì, un crollo inspiegabile. Bravo Matte08 prima di approfittarne. E Franzo ha perso ritmo dopo che ha perso il terreno da Eriksen, non è riuscito a crearsi un ritmo personale per tenere abbastanza terreno di distanza da Censilianto, che però una volta che si sono sbarazzati, per così dire, di Wolf, no? Che li faceva un po' da tappo, sono partiti e stanno viaggiando veramente un bel ritmo. Adesso hanno un altro tappo in questo momento, che è quello di Franzo, che gli sta abbassando molto il ritmo. Non troppo, perché comunque hanno creato anche loro un solco importantissimo rispetto alla quinta posizione perché stanno facendo veramente, veramente una bella gara, tutti i primi quattro. Però e mi sembra ancora adesso, guardando le traiettorie, che Censo e Lianto, soprattutto Censo, abbiano qualcosina in più di Franzo e che il sorpasso possa venire a momenti. Intanto dalla grafica ci fa notare che Wolf addirittura si è ritirato, quindi davvero non sappiamo che cosa sia successo al kart di Wolf, ma lo vediamo nella grafica che si è ritirato. Però intanto attenzione che c'è l'attacco di Censo su Franzo, vediamo se poi dalla quadratura larga è finalizzato. Secondo me sì, secondo me Censo ha finalizzato il Sì. sorpasso su Franzo. Sì, però ci può essere anche l'incrocio delle traiettorie, bisogna fare attenzione, vediamo come escono qui dall'inquadratura, dovrebbero comparire a breve, sì, Censo è davanti. Censo è davanti, da vedere se anche Lianto è passato, perché mi è sfuggito. Lo scopriamo Secondo me adesso, anche no, se qui però
Mm. Vabbè, controlliamo poi sul passaggio del traguardo perché ormai siamo oltre la metà di gara, stiamo per procedere verso i giri conclusivi di questa prima batteria di giornata della categoria Bronzo 3 con Eriksen tutto solo in testa alla corsa dal primissimo giro, dallo start di questo ottavo appuntamento sulla pista verde di Caselle. Intanto Censo, come dicevo in precedenza, ha passato Franzò per la seconda posizione, mentre invece Elianto non ha approfittato ed è rimasto indietro in quarta posizione, mentre invece gli altri piazzamenti vedo che sono abbastanza cristallizzati. Non c'è un duello fino a questo momento interessante, se non appunto quello per la seconda posizione, Marco. Sì, anche se Censo ha totalmente un altro ritmo e lo sta dimostrando guadagnando decimi di secondo. Ho come l'impressione che Lianto sia passato o stia per passare a breve. Lo guarderemo tra poco anche perché grazie a questo ritirino Ericsson ha tutto un altro livello al momento e E c'è infatti il Lianto sorpasso è stato davanti, sì. fatto. Sì, è stato il sorpasso, Marco, di Elianto nei confronti di Franzò, che in questo finale di gara ha perso qualche sicurezza con il suo kart. Tanto è che appunto Elianto ha compiuto il sorpasso ed è salito così sul podio, provvisorio ovviamente perché la gara non è ancora finita, in terza posizione. Però attualmente direi che il secondo posto di Censo è abbastanza cristallizzato. C'è una bella lotta tra Diego 66 e Elliott all'ultimo tempo, le ultime curve. Vediamo se riusciranno a fare qualcosa. Ma intanto Riuscirà Marco ti Diego a anticipo cercare che c'è la il giro. bandiera a scacchi perché eravamo all'ultimo giro con Eriksen primo, Censo secondo, Elianto terzo e Franzò quindi perde il podio e si va ad accasare come il primo degli sconfitti, il primo che non va a podio. Poi abbiamo Mate 08, Stesol 23, MC10, Benny e poi ancora sul traguardo al fotofinish Andre 2000 e Andre 27 che chiude così la top 10 e poi via via tutti gli altri. Come dicevo qualche giro fa, Wolf purtroppo invece è stato costretto al ritiro. Una categoria bronzo 3, quindi Marco, che per la vittoria non ci ha fatto così tanto divertire, devo essere molto sincero, però la lotta per il podio è stata molto interessante, eh. No, bisogna fare i complimenti ad Eriksen perché ha dominato in maniera egregia e peccato per Wolf che non capiamo quale problema avesse avuto, ma si vedeva chiaramente che Censo e Lianto erano molto più veloci di Franzò e bisogna fare i complimenti a lui, anche se a loro, anche se Franzò ha fatto un po' da tappo, è vero, ma comunque non ha fatto una pessima gara perché il ritmo che aveva era comunque ottimo. Il ritmo dei primi quattro era veramente eccezionale. Franzo ha provato a stare anche con Eriksen fino alla fine, ma è stato complicato perché ha tenuto un passo da gigante. E passiamo quindi alla categoria bronzo 2 con altri 10-15 piloti che sono pronti appunto a darsi battaglia lungo il circuito di pista verde. Ma come di consueto andiamo a vedere un po' la griglia di partenza. SBK e Giova sono in prima fila, Miki 24 e Nick in seconda fila. Poi abbiamo in terza fila Maran e Nick 1990. In settima piazza abbiamo lo zio ed Eric in ottava posizione. In quinta fila abbiamo Rocco e Dest. E poi abbiamo in sesta fila Pezzo 93 e Ale 03. E poi abbiamo in tredicesima posizione Alicudi e Base 8 in quattordicesima posizione. Poi abbiamo Fran 99 e Pagotto in quindicesima e sedicesima casella, che concludono così la griglia di partenza della categoria bronzo 2, la seconda gara di questo ottavo appuntamento del campionato dei 23 degli amici kart del Triveneto. Anche in questo caso partenza lanciata, pronti per la bandiera a sbandierare e via, partiti con una buona partenza da parte di SBK che difende dopo la prima curva la seconda posizione. Attenzione che forse c'è un contatto
Attenzione che forse c'è un contatto e in curva 1 sono cambiate un po' di posizioni, quindi dobbiamo aspettare il traguardo per capire chi transiterà per primo. Ma SBK forse ha perso qualche posizione e forse Mickey24 o Giova si sono avvantaggiati e si sono appropriati la prima posizione. Ma attenzione perché per la terza posizione c'è ancora un altro attacco all'interno del ferro di cavallo, con forse un controsorpasso. No, forse il sorpasso è stato finalizzato da Maran, forse. Però dobbiamo aspettare davvero di capire al passaggio del traguardo chi è in prima posizione e anche gli altri piazzamenti. Ma attenzione perché per la terza posizione non è ancora finita, con una bella battaglia anche nell'ultima curva, con Mickey24 è passato in testa, Maran secondo, Nick terzo. Attenzione, replay di Nick che sorpassa Zova per la terza posizione. Però appunto è stata una bella partenza, Marco, una partenza nettamente più frizzante rispetto alla bronzo 3. Partenza stupenda. Intanto il fatto che il leader può decidere quando scattare come se Attenzione fosse però la Maran, scusa Marco, mi è passato Maran. Forse Mickey24 ha fatto un piccolo sbaglio, è andato largo e Maran ne ha approfittato alla grande. Quindi cambia ancora il leader della corsa. Scusami Marco. Oh sì, no, hai fatto bene, hai fatto bene. E grande partenza, ma c'è tanta competizione. Occhio perché forse non risorpassa qui, eh. Adesso c'è l'opportunità? No, si accoda ancora un po'. Ma no, lo vedo bene, ma occhio a Nick che è lì dietro che scalpita un pochino, lo vedi un po' nascosto, ma secondo me qualcosa tira fuori. E Giova ha perso anche la quarta posizione dallo zio, che è salito in quarta posizione. Però i primi tre sono tutti vicini e quindi attenzione, c'è un piccolo errore da parte di Eric. Però per fortuna non ha perso nessuna posizione, Rocco non ne ha approfittato alla grandissima e quindi Eric mantiene così la sua settima posizione. Però stavo dicendo, tutti compatti, perché sì, prima dicevo, stavo accennando i primi tre compatti, ma anche lo zio e Giova si stanno riportando sui primi tre, quindi avrò davvero una bella battaglia. Diversamente, tra l'altro, dalla categoria bronzo 3, la bronzo 2, i piloti della bronzo 2 percorreranno ben 14 giri, quindi 2 giri in più, e quindi bisogna vedere se poi questi 2 giri supplementari faranno la differenza o meno. Ti dico che secondo me i primi 6 sono abbastanza vicini, tutti i primi 6 hanno le potenzialità di fare lo sgambetto l'uno all'altro. Però in questo momento Mickey24 sta tenendo un bel ritmo, difficile, cerca di mettere pressione a tutti con il suo ritmo e sembra funzionare perché sembrano crearsi delle coppie in questo momento, anche se ogni uscita dalla curva guadagna qualcosina. È forte, nell'uscita dalla curva è forte Mickey24. Eh sì, perché adesso Mickey24 sta prendendo qualche decimo di margine, però come dicevi tu Marco, adesso ci sono le coppie, primo secondo, Mickey24 e Maran, poi abbiamo Nick, e poi abbiamo Nick e lo zio, e poi abbiamo Giova e Eric per la quinta posizione. Quindi attenzione, leggermente largo, lo zio però l'attacco all'interno del tornantone e ci riesce, quindi lo zio scavalca Nick per la terza posizione. Ma attenzione anche alle battaglie dietro, con Ruoco che forse ha tentato un sorpasso ai danni di Dest, e rivediamo il sorpasso, anzi era Maran su Mickey24, quindi cambia ancora la leadership di questo Gran Premio. Non me ne ero accorto sinceramente, grazie alla regia che prontamente ci ha dato il replay del sorpasso di Maran su Mickey24. Sì, lì è andato a finire su una parte di pista un po' complicata dove il kart poi balla molto e su poco prima del tornantino in curva 3 sulla parte esterna si balla veramente tanto per troppo terreno. Forse aveva sbagliato la staccata, aveva frenato troppo tardi e quindi si è trovato un po' largo, ha fatto fatica a tenere il kart con l'equilibrio. Eccolo qui, il tornantino in curva 3, Balan lo fa molto bene adesso. E vedi, basta poco, una piccola sbavatura e ti frega. Però in questo momento c'è la possibilità di recuperare, direi di sì. Direi di sì. C'è una bella lotta, sempre lì davanti, tutte e sei, tutti hanno la possibilità di fare qualcosa. Attenzione perché adesso i primi 5 sono molto ravvicinati, ma secondo me c'è stato un errore da parte di uno dei 6, se non erro potrebbe essere di Eric o di Giova, perché attenzione, perché davvero i primi 5 sono lì, sono lì, attenzione. Maran quindi passa in prima posizione, Mickey 24 secondo, lo zio terzo, Nick
quarto, Eric è quinto. E vedi, Giova secondo me ha fatto un errore. Non ce ne siamo accorti in presa diretta, ma addirittura ora è sceso in 11ª posizione. Quindi ha fatto un errore, ha perso tante posizioni. E adesso abbiamo addirittura la coppia. Attenzione, tenta forse il sorpasso Mickey 24 al ferro di cavallo. Mickey 24 però adesso fa l'incrocio all'interno. E quindi Mickey 24 forse ha tentato il sorpasso, ma Maran ha effettuato poi il controsorpasso sul ferro di cavallo. Ma è tutto giusto, è quello che ci vuole anche per mettere un po' di pressione, per far lavorare anche mentalmente un Maran che se inizia a prendere il ritmo dopo rischia di scappare. È stato molto bravo, tanto a starli collato e a provarci, perché l'ha provato nella maniera giusta perché adesso è ancora attaccato e può riprovarci nella posizione dopo. Assolutamente, intanto Eric è passato quarto, Nick invece è sceso in quinta posizione e sta perdendo leggermente contatto con Eric e lo zio, quindi una fase di Gran Premio anche abbastanza complicato. Tra l'altro siamo arrivati a metà gara con Maran che al ferro di cavallo in questo momento si trova un po' più tranquillo rispetto al giro scorso, con Mickey 24 che precedentemente aveva tentato il sorpasso all'interno, ma poi con il contropiede Maran si è ripresa la leadership e quindi Mickey 24 ora dovrà di nuovo inseguire il pilota davanti, che Maran adesso ha preso qualche decimo di vantaggio, forse ora siamo quasi a un secondo di vantaggio. Dovremmo forse avere un cronometro sotto mano per calcolare il distacco tra Maran e Mickey 24, che appunto lo zio si sta avvicinando, quindi adesso è più distante Mickey 24 da Maran, come invece più vicino lo zio rispetto a Mickey 24, quindi non tutto è scritto ancora per la seconda e terza posizione, ed Eric invece è in agguato in vista magari di un errore da parte dello zio o di Mickey 24. Ti dirò, Mara, c'è anche. Ti segnalerei anche che Nick 1990 sta facendo un bel ritmo adesso. Si è staccato un po' col gruppo che aveva dietro, approfittando di quell'errore di Giova che probabilmente ha dato sull'erba, perché l'avevamo visto che c'era un po' di polvere che si era alzata. E sta facendo un buon ritmo. Difficile poi andare a prendere il gruppo di testa, che continua a essere abbastanza compatto, tranne Maran che sta facendo un ritmo clamoroso adesso. Sta iniziando a spingere per davvero. Però no, forse qualcosina ha perso adesso, però ha guadagnato parecchio rispetto agli altri dietro. Quindi anche lui sta facendo un buon ritmo. Se Maran continua così diventa difficile, eh. Diventa difficile, questi ultimi 5 giri, 4 giri diventano a senso unico dopo. Sì, Maran forse ora vuole dare lo strappo decisivo nei confronti degli altri tre, però gli altri tre invece stanno cercando di essere ancora lì aggrappati. Sì, chiaramente sono lontani forse leggermente più di un secondo, però Maran sta cercando di dare tutto in questo passaggio per cercare di distanziare il più possibile Mickey 24, lo zio ed Eric. Nel frattempo si è completato anche il 10° giro con Maran in prima posizione, Mickey 24 secondo, lo zio terzo, Eric in quarta posizione, Nick in quinta posizione, Nick 1990 in sesta, Rocco ha scavalcato Test per la settima piazza, Ale 03 chiude invece la top 10 in 10ª posizione, mentre invece SBK registriamo il sorpasso su Pagotto per la 12ª posizione, poi via via tutti gli altri fino appunto a chiudere con la 16ª posizione. Adesso capiremo anche di chi, di Fran 99, però come dicevo prima attenzione perché Maran sta dando tutto, mentre invece Mickey 24, lo zio ed Eric sono ancora leggermente più compatti, però la situazione è che Maran stia dando tutto e che si stia davvero allontanando nei confronti di Mickey 24. E lo zio però perde la quarta posizione perché è stato passato da Eric, che ha approfittato. C'è un errore e taglia. Attenzione, c'è il taglio con curva e c'è anche un'investigazione. Attenzione che potrebbe essere molto probabile una penalità nei confronti di Mickey 24, che ha saltato una curva, ha saltato la curva 4 e quindi può essere motivo di penalità. Vediamo ora i commissari che cosa decideranno, però un motivo in più per Maran di guadagnare ancora qualche decimo di secondo, ma anche forse un secondo e mezzo in questo caso secondo me ha guadagnato. E adesso vediamo un po' la decisione dei commissari, vediamo poi a fine gara che cosa decideranno. Intanto Eric ha approfittato dell'errore di Mickey 24 e ha passato appunto il pilota ed è salito così in seconda posizione, ma c'è, ricordiamo, un pending di Mickey 24 per un'eventuale penalità con questa uscita di curva, proprio questa inquadrata.
Che questa inquadrata è quella che anche che l'ha fatto perdere la prima posizione, quindi diventa un punto veramente cruciale, che era quello che poi ne parlavamo all'inizio, no? Ed è stato cruciale adesso, perché manca ormai un giro quasi, Varane ha la strada spianata verso la vittoria, gran lavoro di Eric, ma Mick 24 non era così facile andare a vincere oggi, perché Varane a un bel ritmo, le aveva tenuto testa fino all'ultimo, però quel tornantino di curva 3 è stato proprio maledetto oggi per Mick 24. Prima perché ha subito il sorpasso per la prima posizione, poi nel momento in cui Maran ha dato quel giusto strappo nel momento giusto, e poi proprio in quel punto lì ha perso il controllo e rischia anche addirittura di finire più giù. Però intanto bisogna rimanere concentrati e fare la gara, finire la gara nel miglior modo possibile, come stanno provando a fare tutti gli altri. Dalla 10ª posizione in giù c'è un bel distacco, eh? Eh sì, perché comunque è un circuito che va affrontato in 45-47 secondi, però comunque stiamo vedendo dei distacchi molto importanti tra i vari piloti. Nel frattempo siamo nel corso dell'ultimo giro con Maran che sta per procedere verso l'ultima curva, è sul rettilineo di partenza e transita per primo sotto la bandiera a scacchi, con in seconda posizione Eric, Miki 24 al momento in terza posizione, ma vedremo se poi verrà confermata questa terza posizione. Lo zio chiude in quarta aspettando appunto il responso dei commissari nei confronti di Miki 24, Nick in quinta posizione, Nick 1990 in sesta, Rocco in settima posizione, Alicudi in ottava, Ale 03 in nona e un deludente Giova chiude in decima posizione dopo l'errore che abbiamo raccontato circa a metà gara, e poi via via tutti gli altri. Però adesso andiamo un po' a scoprire se Miki 24 effettivamente è stato penalizzato, e infatti sì, è stato penalizzato perché già non vediamo da questa grafica che è in terza posizione, vediamo lo zio in terza posizione e così è. Miki 24 poi è stato penalizzato e quindi lo zio guadagna così il posto sul podio in terza posizione. Posso dirti meritato, ma ci sono anche altre penalità e questo mi viene da dirti che devo fare tanti complimenti a Nick 1990 perché dopo che si è riuscito a disvincolare dal gruppetto di mezzo dove per esempio Giova ha fatto fatica quando ha fatto l'errore, perché comunque è complicato quando sei lì a correre in quattro con i sorpassi, controsorpassi e traiettorie differenti. Nick 1990 è stato bravo perché ha pensato a fare il suo ritmo, ha recuperato spazio, è arrivato a un pelo dalla quinta posizione, di fatalità alla fine ha guadagnato per la questione delle penalità. Quindi veramente bravi, ma il migliore ovviamente chi ha vinto la gara, bravo Maran, perché ha fatto una gara perfetta. E non abbiamo neanche 2 secondi di respiro che siamo già pronti per commentare la categoria Bronzo 1, l'ultima quindi delle categorie bronzo, con in pole position Lose e Ali89 in prima fila ad affiancarlo, poi abbiamo in seconda fila Ludo, FRZ e Zan, poi abbiamo in terza fila Nico72 e Masche. In settima piazza abbiamo Christian e Leo Perry, invece parte dalla ottava casella. In quinta fila abbiamo Rendino e Dallan. Poi abbiamo in undicesima posizione Talato e invece in dodicesima casella Tegon. Poi abbiamo in settima fila Cive e Lupastro. E poi abbiamo Trivea e Filiberto in quindicesima e sedicesima posizione. Poi a chiudere la griglia abbiamo René in diciassettesima casella. Come nelle altre due batterie, la Bronzo 3 e la Bronzo 1, anche in questo caso partenza lanciata, 15 giri da fare, quindi uno in più rispetto alla Bronzo 2. Attenzione, si attende il semaforo verde, partiti in questo momento con Luse che si guarda indietro per cercare di non essere colpito. C'è un incidente! C'è un incidente, attenzione! Curva 1, maledetta per Luse! Attenzione, incidente! E abbiamo già una penalità, 5 secondi di penalità per Ludo FRZ. Attenzione, contatto in curva 1. Non sappiamo precisamente come sia andata perché era un po' troppo lontana l'inquadratura, però ho visto in lontananza comunque un contatto pesante in curva 1 con Luse e Ludo FRZ e anche altri piloti coinvolti, e c'è già una penalità molto pesante da parte dei commissari che hanno inflitto a Ludo FRZ di 5 secondi che verranno combinati a fine gara, e abbiamo già quindi un colpo di scena, Marco.
abbiamo già un colpo di scena, ma Ludo FRZ non so se se lo immagina di avere già la penalità, presumo di sì. Se se lo immagina dovrà fare una gara molto attenta perché è lì davanti. Se è in grado di tenere un ritmo forsennato, questo vantaggio potrebbe anche ricucirlo, non è detto, perché abbiamo visto tante gare finire con tanti secondi di vantaggio. Quindi potrebbe approfittarne, sicuramente deve pensare alla sua gara e ha il vantaggio, nonostante il contatto e la penalità, comunque di avere la testa davanti. Buono spunto di Zan, peccato anche per Krishan che partiva in alto quest'oggi, invece si è ritrovato più indietro per l'incidente, anche se non sbaglio Talato e Dallan, René ne ha approfittato un po', ci sta. Però adesso vediamo perché Ludo FRZ stava guadagnando un pochino. Se riesce ancora a tenere questo ritmo va a suo beneficio per tutto il resto della gara e può quella statistica della penalità essere poi insufficiente per fermarlo verso la vittoria. Eh sì, perché adesso l'obiettivo di Ludo FRZ è sicuramente quello di creare un gap di 5 secondi e passa nei confronti del secondo e mantenere eventualmente così salda la sua prima posizione. Però stavo vedendo un bel duello per la terza posizione con protagonista anche Tegon, che aveva fatto un incrocio di traiettoria per superarne almeno due. Poi vedremo sul passaggio del traguardo se è riuscito almeno a passarne uno oppure è rimasto lì in quinta posizione. Nel frattempo la gara di Luz è compromessa del tutto, perché comunque ora si trova in decima posizione, è costretto a fare un garone di rimonta. E Tegon con Nico 72 guadagnano ben due posizioni. Nico 72 la seconda, invece Tegon la terza posizione. Però attenzione, la bella battaglia si sta infiammando per la seconda posizione fra Nico 72 e Tegon, che sono molto veloci e non vogliono lasciare scappare Ludo FRZ. Magari loro due, adesso Nico 72 e Tegon, sono consapevoli che probabilmente Ludo FRZ verrà penalizzato a fine gara. Noi chiaramente sappiamo già la penalità combinata a Ludo FRZ, perché è comparsa appunto nella grafica. Però attenzione, perché forse non si devono prendere troppi rischi, Marco, Nico 72 e Tegon. Non è quello, è che è proprio velocissimo, è velocissimo. L'ha recuperato in mezzo giro. E tenta Adesso anche lo l'attacco supera. in curva 1. E infatti vedevo Mamma molto mia. bene. C'è il replay del sorpasso di Tegon nei confronti di Ludo FRZ. Ma Tegon, come dicevi tu, Marco, era nettamente più veloce rispetto sia a Nico 72 e Ludo FRZ. Ma occhio anche a Nico 72, perché comunque le stava dietro. Penso che Tegon fosse un missile, ma proprio un missile terra-aria, ma Nico 72 gli sta dietro. Occhio quindi, perché aveva comunque un ritmo molto alto e si erano già staccati dal quarto e dal quinto. Secondo me può concretizzarsi anche il sorpasso sull'Oda FRZ, che però deve fare attenzione perché così dopo rischia anche il podio, almeno sui calcoli che noi sappiamo. Tanto Tegon è partito. Che Tegon proprio andato, ha fatto un gap importante nei confronti di Ludo FRZ, ma già da quel tentativo di sorpasso con una traiettoria diversa per superarne i due si vedeva che Tegon era in condizione, che sta mantenendo un ritmo davvero molto elevato, che Ludo FRZ in questo momento non sta tenendo. Rischia anche di essere appunto sorpassato da Nico 72, che lo sta tallonando da vicino, anche se però in questo momento Ludo FRZ ha guadagnato qualche decimo, quindi può stare tranquillo. Però ripeto, Ludo FRZ deve aprire un gap di almeno 5 secondi dal pilota dietro per mantenere la sua posizione, perché altrimenti rischia di crollare inesorabilmente in classifica. Nel frattempo Tegon secondo me sta facendo anche i migliori giri della gara, purtroppo non abbiamo sotto mano i tempi al giro di tutti i piloti, però ho la netta sensazione che sta guadagnando davvero decimi o anche secondi al giro su tutti. Fatto, a parte che cose del genere ti gasano, perché quando vai a sorpassarne due così e ti senti che lo stai recuperando, è una freccia, è stato incredibile. Adesso, secondo me, è proprio complicato perché non è il punto di riferimento dietro, soprattutto quando sei un cannibale che vai ad annanzare la preda, no? E probabilmente l'Urto FRZ non si accorgeva neanche del ritmo che stava tenendo, adesso lo vede, prova un attimo a raggiungerlo, forse ha alzato un po' il passo, ma il passo di Tegon era wow, come corre, ragazzi. Sta No, correndo veramente, veramente decisamente è il migliore di quello che abbiamo visto fino adesso, Tegon, perché
sta facendo un passo importante, sta guadagnando decimi su decimi, addirittura adesso è quasi in vantaggio di una curva piena nei confronti di tutti gli altri piloti. E che cosa dobbiamo dire altro? Ludo FRZ sta facendo quello che può, perché comunque è molto bravo a mantenere la seconda posizione. Chiaro, c'è questa spada di Damocle dei 5 secondi di penalità che in questo momento, come potete vedere ampiamente dal video, non ci sono tra appunto Ludo FRZ e Nico72, quindi virtualmente comunque Nico72 è in seconda posizione, ma anche probabilmente Zan è in terza, ma soltanto la classifica finale dopo il 15° giro ce lo dirà ufficialmente. Però anche a livello visivo sinceramente si può anche vedere che Ludo FRZ ha perso virtualmente la seconda posizione, ma forse anche la terza. Però un Tegon che continua però a girarsi, quindi comunque, nonostante stia facendo un ritmo forsennato, comunque non dico che sia tranquillissimo, ma forse è preoccupato dal ritorno di qualcun altro, Marco? No, no, è giusto, comunque devi sempre controllare dove è il tuo avversario, perché magari l'UDFRZ ha fatto l'errore contrario, non l'ha mai controllato, si è trovato a vedere questo missile arrivare da dietro e l'ha sorpassato. Ma quello che farei attenzione è il duello tra Zan e Masche, e poi ti volevo sottoporre una domanda che può essere utile anche poi per le gare successive. Ho come l'impressione che sul ferro di cavallo, sì, sul ferro di cavallo, ci sono diversi piloti che forse vanno a toccare troppo, o meglio, non dovrebbero proprio toccarlo, il cordolo nell'uscita del ferro di cavallo, perché poi questo destabilizza un po' il kart e magari perdi un po' di grip, perdi un po' di accelerazione in uscita dalla curva. Forse ho visto questo errorino qui. Alla fine è stato Trivea sopra le maschere, non l'avevo visto, però ho come questa impressione qua. Quando vai a vedere, soprattutto quando ci sono i duelli, perché finché fai il ritmo da solo, ok. Ma, per esempio, con questo gruppetto qui che arriva adesso, dopo c'era qualcuno che faceva un errore del genere per cercare il sorpasso, andava troppo all'interno, forse questo ti fregava. Magari ne faremo più attenzione magari dalle prossime gare per vedere e scovare un po' questo errore. Nel frattempo Luse, che ci do un'occhiata di riguardo perché dopo la prima curva del primo giro la sua gara è stata totalmente rovinata da Ludo FRZ e adesso si trova in 10ª posizione, mentre invece Krishan, intravedevo una bella risalita anche di Krishan, che era nei primi giri di gara comunque sceso in ultima posizione, mentre invece ora è salito in 12ª posizione. Però Luse lo vedevo ancora in bagarre con Rendino, Lupastro e lo stesso Krishan. Però appunto una gara un po' da dimenticare per Luse, che era in Nepal, e poi purtroppo Tegon e anche soprattutto Ludo FRZ gli ha rovinato completamente la gara. Sì, però Tegon ha creato un solco incredibile, guarda qua che roba. E Nico72 lì dietro. Allora, è riuscito a ricolmare un po' il gap. Ha pochi giri a disposizione, da 3. Ci ha messo un bel po' a ricucire questo gap. Non so se riuscirà a tentare l'attacco Nico72, che potrebbe essere importante anche per quelli dietro poi raggiungerli. Belli questi duelli dietro. E Rendino che prova a farsi valere, però ha guadagnato veramente tanto Tegon. Ormai la vittoria in pugno, può gestire, può stare tranquillo, ma ha fatto veramente un capolavoro. Forse il più bel giro che mi ricordo di una prestazione singolare in queste ultime gare, ti devo dire. Soprattutto sul Addirittura, Coliseo. qui siamo a tempi di verdetti, non è ancora finito il campionato, ma qua mi sa che già abbiamo dei tempi di verdetti, Marco. No, no, aspetta, aspetta. Cioè, ho tutto il campionato, aspettiamo le ultime gare, però... bello questo incrocio. Il replay del sorpasso di Krishan su Filiberto e anche di René, anzi su René, quindi addirittura abbiamo un doppio sorpasso sul ferro di cavallo da parte di Krishan, sia su Cive e anche da Rendino, se non mi ricordo male. Però comunque è sempre in 11ª posizione. Esatto, quindi attenzione, quindi è stato un bel sorpasso di Krishan, doppio sorpasso anzi sul ferro di cavallo da parte di Krishan. Però Tegon sta andando via, ancora sta andando davvero via. Adesso non so quanti secondi abbia di vantaggio, ma secondo me siamo sull'ordine dei 4, ma anche direi anche 6-7 secondi di vantaggio su Nico72 e Ludo FRZ. Nico72 è passato in seconda posizione, Ludo FRZ invece è sceso in terza. Adesso però Ludo FRZ deve soltanto concentrarsi
a mantenere i 5 secondi di vantaggio su Zan. Visivamente non sono 5 secondi, Marco, quindi temo che l'UDFRZ deve davvero darsi da fare, No, più che darsi da fare è complicato, ormai la gara è quasi finita. Però dietro sono stati bravi a tenere quel ritmo, Zan, Trivea, penso anche Masche, se non ho visto male, sono lì, quindi sono stati veramente bravi. Cioè, questo ha già finito il giro, Tegon. Gli altri sono a metà circuito. Esatto, perché stiamo per iniziare l'ultimo giro con Tegon. E vi dico anche il distacco di Ludo FRZ su Zan. Siamo all'ordine del secondo, quindi è un po' impossibile guadagnare 4 secondi su questa tipologia di circuito su un altro pilota. Quindi probabilmente Ludo FRZ scenderà dal podio e Zan salirà in terza posizione. Però ormai Tegon è passato dal ferro di cavallo, sta affrontando le ultime 3 curve della pista verde di Caselle per ipotecare una vittoria davvero clamorosa e molto bella da parte del pilota che va sotto la bandiera a scacchi e vince la categoria bronzo 1 con più di 5-6 secondi di vantaggio sul secondo. E stiamo parlando di Nico72. Ludo FRZ arriva terzo, ma poi in classifica scenderà per i 5 secondi di penalità combinati nell'incidente di curva 1 con il poleman Luse. Zan quindi che sale in terza posizione. Trivia dovrebbe comunque rientrare nei 5 secondi e quindi dovrebbe concludere in quarta posizione. Poi sinceramente Maschi e Ale89 dovrebbero rimanere lì dove sono, in sesta e settima posizione. Rendino ottavo, Luse purtroppo nono, ma ha già fatto tantissimo secondo me rimontare e finire appunto dentro la top 10 e poi via via tutti gli altri. Adesso però andiamo a scoprire la classifica definitiva della categoria bronzo 1. Sicuramente abbiamo una sicurezza: Tegon ha vinto questo gran premio. Sì, direi di sì, perché anche se avesse 10 secondi di penalità probabilmente l'avrebbe vinto. Infatti è così. Però attenzione, abbiamo Trivea terzo, Marco, abbiamo Trivea terzo. E Zan è stato penalizzato di 1 secondo e mezzo. E quindi il podio cambia con Trivea terzo, Masche quarto, Zan in quinta posizione. Ludo FRZ scende addirittura dalla terza posizione alla sesta. Poi abbiamo Ale89 e Rondino in ottava. Luse è penalizzato anche lui di 1 secondo e mezzo, scende in decima. E poi Dallan è sceso in quindicesima posizione, anche lui penalizzato di 1 secondo e mezzo. Ma anche Tegon è penalizzato di 6 secondi, quindi non ci sei andato molto lontano, Marco. Volevo dirtelo. Ah, ecco perché non vedevamo Krishan. Anche lei è penalizzata di 6 secondi, finita ultima. È brutta batosta. Però è stata veramente una bella gara. Sei riuscito addirittura con 6 secondi di vantaggio a vincere, c'è una roba incredibile. Potremmo chiudere qua soltanto con questa frase, questa categoria. Bastavano 10 secondi di penalità per fermarlo? No, Tegon ha vinto lo stesso. Adesso però passiamo di categoria, abbandoniamo le categorie bronzo e andiamo con le silver. Cominciamo quindi con la silver 2, con la pole position. Adesso comparirà fra pochissimo la grafica da parte di Zoya, e poi Axos lo affiancherà in prima fila. E poi abbiamo Leorati e Oscar 10 in seconda fila. Poi abbiamo in terza fila Milo e Mac 1. Poi abbiamo in quarta fila Giocolli e Alex07. Invece in quinta fila abbiamo 8 e Santa. E poi in undicesima posizione abbiamo GTR e Uber in dodicesima casella. Poi abbiamo Berto e Piolo in settima fila. E poi a chiudere lo schieramento di partenza 70 Giovanni per questa Silver 2. Ancora una volta partenza lanciata. Vedremo ora quanti giri dovranno percorrere
i piloti della batteria Silver 2, 16 per la precisione, quindi un giro in più della Bronzo 1. Si attende solo la bandiera e via, si parte con Zoe che prende molto bene, Leorati che invece affianca Axos per la seconda posizione, vediamo se all'esterno e riesce Leorati a guadagnare la seconda posizione su Axos. Invece Zoya difesa la prima posizione, però attenzione all'esterno, Axos cerca di passare Zoya per la prima posizione ma non ci è riuscito. Adesso però Axos si sta per difendere per la seconda posizione perché all'esterno Leorati si vuole riscattare, però Axos è partito non benissimo, Zoya invece è partito molto bene, ma il migliore è stato Leorati che invece ha scavalcato ed è in terza ed è in seconda posizione. Adesso però attendiamo il passaggio sul traguardo per conoscere le posizioni precisamente, però attenzione che Axos vuole fare il contropiede, no, niente, si accoda, però intanto Zoya è restato davanti in prima posizione. Il passo che è stato ne ritroviamo molto bello. Zoya è il nostro primo, Leorati secondo, Axos terzo, sì. Bene Macuno, tanti sorpassi. Quelli dietro sono un po' indietro, ma non tanto. Il gruppetto continua a rimanere compatto. Quindi potrebbe succedere, potrebbero esserci dei bei sorpassi come questo qui. Vediamo se Leorati ci prova all'interno. No. Però No, ha chiuso Zoya, ha chiuso molto bene Zoya all'interno curva prima del ferro di cavallo. Però intanto vedevo una lotta interessante per la... Ottimo sia. Attenzione perché adesso c'è la battaglia per la quinta posizione con Giocolle che sta affiancando Oscar 10 per guadagnare la quinta posizione, però Oscar 10 è stato molto bravo anche in questo caso a chiudere l'interno curva e quindi no a desistere Giocolle per il tentativo di sorpasso. Per una cosa è certa, tutti ravvicinati, tutti i primi 7 piloti ravvicinati con possibilità di sorpassare per guadagnare una posizione rispettivamente. Attenzione, vediamo, attenzione sul cordolo Leorati ha rischiato tantissimo ma ha passato Zoya e quindi ha guadagnato la prima posizione. Attendiamo forse adesso un'inquadratura un po' più larga, anzi andiamo a vedere il replay con Leorati al tornantino che passa Zoya per la prima posizione e Leorati conserva la leadership dopo il ferro di cavallo. Sì, c'è stata una traiettoria diversa presa dai due, è andato su quella zona rischiosa che è costata poi anche la vittoria nella Bronzo 2, ma ha fatto una bella manovra, cioè ha avuto fiducia, l'ha fatta, l'ha costruita bene e ha portato Zoe a finire addirittura in sesta posizione. Eh sì, Che è quelle due... sceso di tantissimo, è sceso di tantissimo. Però adesso Leorati è quindi in prima posizione, Axos in seconda e Mach 1 in terza. Però sta tallonando Mach 1 Axos per la seconda posizione e quindi potremo vedere altri fuochi d'artificio. Chissà, in questo momento fuori sul ferro di cavallo no, perché Mach 1 è andato leggermente con le ruote, con la ruota posteriore destra sull'erba e quindi ha perso qualche decimo di secondo e qualche metro nei confronti di Axos. Però anche bella battaglia per la quarta posizione tra Oscar 10 e Alex 07 e anche tra Zoya e Giocolle per la sesta, che ha perso qualcosa, Zoya. Mhm. Penso qualcosa, sono ancora tutti lì, si stanno abbastanza studiando. Vedremo perché se continuano a tenere quei distacchi lì, ma è difficile arrivare fino alla fine. Attenzione, contatto! C'è il contatto e vuole approfittarne Oscar 10 e ne approfitta alla grande. Attenzione, c'è stato un contatto dopo il tornantino tra Axos e Mach 1 e Oscar 10 da volpone che è, ne ha approfittato alla grande. E guardate che sorpasso da parte di Alex 07. E forse è stato Alex 07 e non Oscar 10 forse, quindi la regia ci ha corretto. Però adesso vediamo un po' dal passaggio sul traguardo. Mi sembrava Oscar 10, devo essere molto sincero, però apprezziamo l'aiuto da parte della regia che ci ha proposto il replay di quel sorpasso di Alex 07. E anzi no, era giusto, avevo visto giusto di Oscar 10 nei confronti di Mach 1 e quindi ha guadagnato così la terza posizione Oscar 10. Alex 07 è salito in quarta posizione, Mach 1 invece è sceso in quinta posizione. Sì, sembrava che si fossero impaltanati, sembrava che fossero rimasti lì nel fango praticamente. Non ho sbagliato la chiusura della curva, erano lì insieme, dopo questo ha favorito il sorpasso da dietro dei concorrenti e soprattutto favorisce Leorati che può andare da solo, con grandissimo vantaggio, ad amministrare una gara che si fa sempre più con la sua leadership che aumenta, ma
Dietro mi sembra avere un buon ritmo, eh. Mm. Sì, sì, devono capire che non devono troppo superarsi fra di loro, perché altrimenti fanno scappare via troppo le orati e di conseguenza poi possono davvero perdere quei secondi preziosi per poter restare lì incollati e cercare di perdere meno tempo possibile. Nel frattempo, Mach 1 ha superato Alex 07 per la quarta posizione. Però ripeto, non devono perdere tempo nei sorpassi perché Leorati ne sta approfittando alla grande e sta andando via. Non così tanto via, eh. Pensavo avesse preso il largo un po' meglio, invece continua a far fatica più che altro. Dietro hanno veramente un bel ritmo adesso. Come hai detto tu, probabilmente si sono messi uno con la scia dell'altro e stanno tenendo un bellissimo ritmo. Infatti hanno staccato anche un po' la zona dietro, quella dalla settima posizione in giù. Probabilmente sì, più o meno sì, più dall'ottava in giù. Hanno staccato già un po' di più, si stanno creando dei gruppetti e Attenzione che c'è probabilmente stato quello... un tentativo di attacco, scusami Marco, ma c'è stato un tentativo di Alex07 nei confronti di Mach 1 per la quarta posizione, addirittura è salito anche persino sul cordolo. Mi avevi segnalato nella categoria bronzo 1, Marco, che qualcuno andava forse troppo sul cordolo, forse andare sul cordolo pesante per cercare un sorpasso poi non è troppo conveniente, perché poi Alex07 ha perso un pochino di terreno nei confronti di Mach 1. Dipende qual è la situazione, in alcuni momenti potrebbe anche andare bene. Era che proprio sul ferro di cavallo, quindi un po' più avanti, questa cosa sì proprio ti penalizzava perché il cordolo interno e lì difficilmente vai a fare un sorpasso in uscita di curva a meno che non ci sia un incrocio di traiettoria o cos'altro. Però se stai tutto all'interno, dopo c'era qualcuno che andava lì e perdeva proprio terreno provando un sorpasso tutto interno, ma dopo ti perdevi il grip in uscita di curva e chi era all'esterno poi viaggiava verso le penultime curve del boschetto e quelli alto uscivano molto meglio, no? Si prendevano il vantaggio. Mi sembrava che Axos potesse aver preso bene il ritmo, invece ha dovuto un attimo rallentare, o meglio, probabilmente Oscar 10 lo sta talonando molto bene e stanno facendo più fatica del previsto perché pensavo potessero già raggiungere le orati che invece ha aumentato un po' il ritmo. Sì, hai assolutamente ragione. Vedevo anche un Oscar 10 molto attaccato nei confronti di Axos per la seconda posizione. Attenzione però, si sta allargando Mach 1 per cercare di passare Oscar 10. C'è stato un doppio sorpasso, attenzione. E forse Mach 1 ha passato Oscar 10 per la terza posizione. Vedremo poi dal passaggio sul traguardo, ma secondo me qualche posizione lì al vertice è cambiata, perché ho visto lì nel tornantino in curva 3 qualche sorpasso. Penso che sia stato appunto Mach 1 nei confronti di Oscar 10, penso. Poi appunto vedremo dal passaggio sul traguardo fra qualche secondo appunto l'aggiornamento della classifica. Però intanto Leorati se ne sta andando via, sta approfittando davvero di questi continui sorpassi e controsorpassi da parte di Asos, Oscar 10, Mach 1. Quindi attenzione, perché Leorati se ne sta andando via. Infatti è così, Oscar 10 sale così in seconda posizione, Mach 1 in terza, Alex07 in quarta e Axos invece scende in quinta posizione. Si è fatto superare da tutti e tre i piloti citati in precedenza. E quindi insomma adesso per Axos si fa un po' difficile, perché tra l'altro Oscar 10 e Mach 1 hanno preso qualche decimo di secondo di vantaggio nei confronti di Alex07 e Axos. Quindi la battaglia per la seconda posizione ora è una questione a 2 più che a 4, con Leorati che invece se ne sta lì bello, tranquillo, in prima posizione senza prendere alcun rischio, ed sta addirittura facendo un bel giro, sta ampliando ancora di più il gap. Siamo al corso dell'11° giro fatto con Leorati appunto in prima posizione con Mach 1 all'interno di curva 1, bel sorpasso, e così sale in seconda posizione Mach 1 nei confronti di Oscar 10, bell'attacco in curva 1, bello pulito, staccata molto bella tardi, e così sale in seconda posizione Mach 1. Che hanno un ritmo completamente diverso loro due. Hanno un ritmo diverso, difficilmente andranno a prendere le orati, perché l'orati è scappato molto bene, i giri sono sempre meno quelli che mancano. Veramente bravo Leorati, perché sta tenendo un ritmo che non ce n'è per nessuno al momento. Poi se dietro continua a darsi fastidio, come è giusto che sia, perché comunque Axel sembra avere tutto in pugno. Adesso hai recuperato la posizione, ma dopo non sai se ti vai a giocare il podio o meno. E quindi stanno facendo tutti una bella gara, soprattutto dietro, ma con uno Oscar 10 sembrano averne un pelo di più
però ci stanno dando anche un bello spettacolo. Attenzione perché ti devo anche segnalare un sorpasso in curva 1 e finalizzato in curva da parte di Alex07 nei confronti di Axos, e quindi così Alex07 sale in quarta posizione nei confronti di Axos, che invece scende di nuovo in quinta posizione. Però appunto Lorati, la situazione è che non venga ripreso più fino alla fine, perché il distacco è davvero molto ampio e molto importante. Ha approfittato della fase intermedia di gara in cui gli altri piloti se ne sono andati di santa ragione, ha ampliato il gap e addirittura sta per andare a doppiare il 15esimo e sta sventolando appunto il commissario la bandiera blu per lasciar passare Leorati, che sta davvero facendo un gran premio favoloso. Sì, sta facendo veramente una bellissima gara e forse un po' di problemi per Mino che però bene che rimane in pista così giustamente sta a contatto anche Sì, e guida bene addirittura ha le prossime perso puntate. tantissimo dalle orati subito, quando si è fatto da parte per farsi passare. Ha perso davvero tanto, quindi probabilmente c'è qualche problema col kart oppure non si sente bene in condizione. Però insomma, ha perso davvero tantissimo Milo quando si è fatto doppiare dalle orati. Comunque mancano 2 giri alla fine della Silver 2 con un dominatore indiscusso, e cioè Leorati. Mach 1 in seconda posizione con un bel sorpasso finalizzato in curva 2 qualche giro fa. Oscar 10 che consolida la terza posizione. Alex07, come in precedenza per Mach 1, ha passato qualche tempo fa Axos. E poi abbiamo Piolo, Giocolle, Zoya e 70 Giovanni a chiudere la top 10. Però ormai ci stiamo avvicinando alle fasi finali di questa categoria Silver 2 in vista delle categorie un po' più importanti di questo ottavo appuntamento sulla pista verde di Caselle dei campionati degli amici kart del Triveneto. E stiamo ancora vedendo un Leorati che sta cominciando in questo momento l'ultimo giro dell'ottavo appuntamento sulla pista verde, con Mach 1 in seconda posizione, Oscar 10 in terza, Alex07 in quarta e poi via via tutti gli altri. Marco, cominciamo un po' a fare la fila. Occhio qui, occhio qui. Lotta per il podio, oddio, non è che siamo proprio attaccatissimi, però c'è un po' di lotta per il podio. Ma Kuno ha fatto un distacco. Bravo, al momento giusto ha messo il lucchetto sulla seconda posizione. Leorati, gara stupenda, veramente attento, bravo, e ha guadagnato sempre qualcosina in più. Dietro sembrano essere tutte congelate le prime posizioni, quasi tutte. Esattamente, era quella la sensazione. Forse per la terza posizione c'è qualche battaglia, qualche tentativo di sorpasso in extremes. Lo scopriremo, ma intanto Leorati vince la Silver 2 con Mach in seconda posizione, Oscar 10 che difende la terza piazza, Alex07 in quarta, Axos in quinta, Piolo in sesta, Giocolle in settima, Zoya che passa sul traguardo in ottava posizione. Poi abbiamo in nona piazza GTR con 70 Giovanni che chiude la top 10 e poi via via tutti gli altri fino a chiudere la quindicesima posizione Milo che ricordiamo ha completato tutti i giri che dovevano percorrere i piloti, perché è stato doppiato dal dominatore di questa categoria, ovvero da Leorati. Quindi Marco, un Gran Premio della Silver 2 completamente rivoluzionato, con Leorati che vince appunto la categoria, dominio assoluto da parte di Leorati. Però dai, abbiamo assistito anche in questo caso a una bella battaglia per la terza e la seconda posizione, e se vedete dei secondi di penalità non è perché c'è stata qualche scorrettezza, ma soltanto perché diciamo non c'è stata possibilità di equiparare i pesi tra i piloti, e quindi hanno deciso di dare dei secondi di penalità in base ai pesi dei singoli piloti, e di conseguenza poi con questi distacchi, con questi secondi di penalità, verranno poi equiparati tutti i distacchi e tutti i pesi che non si è potuto fare appunto nella fase iniziale di tutti i Gran Premi.
Ci siamo un po' dilungati per il commento della Silver 2, ma è subito tempo di pensare alla Silver 1 con Scatto e Greg S che occupano la prima fila, seconda fila per Legione 516 e Luca, terza fila per King Roll e Leo Di Lea, poi abbiamo Alex 95 17 e G17 a occupare la quarta fila, Grega e Desta 4 a occupare invece la quinta fila, poi abbiamo Nico UK in 11ª casella e Kamikaze in 12ª, poi abbiamo Profi Racer e Miro in 7ª fila e poi in 15ª posizione Super Giro e Sam 84 in 16ª casella, che chiude così la griglia di partenza della categoria Silver 1. 17 giri devono compiere e fare i piloti della Silver 1 e in questo momento abbiamo anche l'onboard di Alex95 con la bandiera che è stata data e quindi via al Gran Premio della Silver 1 con un sorpasso all'interno, attenzione, bel sorpasso all'interno da parte, attenzione, però c'è stato anche un pilota che ha rallentato poco dopo la curva 2, però no, così non abbiamo potuto vedere effettivamente chi è passato in testa alla corsa, quindi ora dobbiamo aspettare il passaggio sul traguardo, però c'è un groviglio di carte incredibile tra la ottava posizione, attenzione abbiamo... No, questo si riferiva purtroppo all'altra categoria, quindi purtroppo non considerate la grafica che è comparsa perché purtroppo si considerava alla categoria bronzo 1, appunto la penalità di Ludo FRZ, però forse c'è stato qualche contatto e di conseguenza c'è stata forse una penalizzazione, lo scopriremo poi a fine gara, con Scatto che mantiene la prima posizione, mentre invece Leo Di Lea e Alex 95 salgono in quarta e in quinta posizione rispettivamente. E andiamo un po' a vedere il circuito di pista verde con l'onboard di Alex 95, Marco. Sì, qua siamo appena usciti dal tornantino di curva 3, vedete come si abbassa per cercare anche più velocità e aerodinamica Alex 95, che sembra stare a raggiungere comunque quelli davanti, eh? È un buon ritmo. Bonito, vedete come curva bene il kart, sta guidando veramente bene Alex 95, ha fatto una bella partenza, sembrava aver perso qualcosina, poi è riuscito a recuperare, ma il gruppetto davanti è molto vicino, che bel sorpasso! Alex 95 tenta il sorpasso alla penultima curva e riesce! Alex 95 nei confronti di Scatto per la quarta posizione, intanto abbiamo Greg S in prima posizione, Legione 516 in seconda, Leo Di Lea in terza e poi Scatto in quarta posizione, che è poi riuscito a difendersi nei confronti di Alex 95 che è in quinta posizione. Poi abbiamo Kick Grollo sceso in settima, Luca che invece è sceso in 13ª posizione, mentre invece Kamikaze non ha fatto una buona partenza ed è rimasto lì al palo in 15ª posizione. Però abbiamo davvero una bella gara da commentare, perché Greg S è salito in prima, però comunque Legione 516 e Leo Di Lea sono lì a tallonarlo, e poi abbiamo anche Alex 95 che vorrà di sicuro riscattarsi dal sorpasso di Scatto che ha tentato ma poi non ha finalizzato, e quindi attenzione perché sarà una bella batteria sicuramente. Sì, Greg S però sembra avere un ritmo migliore adesso, sembra prendere un po' più di distanze con Legione 516, dietro sembra fare un po' più di fatica, però vediamo perché hanno la possibilità adesso senza i sorpassi di pensare a fare il loro ritmo, ma sono veramente veloci. Veramente veloci, stanno guidando anche molto bene, puliti, stanno guidando veramente, veramente bene. Luca addirittura 16esimo, sceso addirittura in ultima posizione. Eh sì, probabilmente ci sarà qualche problema per Luca del team Smeriglio Stars, che ha qualche problema e magari appunto poi si fermerà, non lo sappiamo, ma appunto è sceso di colpo in 16ª e ultima posizione. Nel frattempo Greg S sta guadagnando decimi su Legione 516, mentre invece Leo Di Lea ha perso contatto da Legione 516 e deve difendersi dall'attacco di Alex 95, che però non vedo Scatto, no, Scatto ha perso qualche posizione, perché era lì in alto, invece ora è sesta posizione, quindi anche Nico UK è passato in quinta posizione, infatti mi sembrava strano non vedere Scatto nelle primissime posizioni, Prima aveva perso nel momento in cui erano tutti a contatto, ha perso un po' di posizione, adesso diventa difficile anche andare a recuperare, anche perché mi sembra che si sia creato un piccolo solco, da vedere se è lui a crearlo oppure no, però Alex 95 è molto vicino e se è veloce come prima
perché prima quando c'era quel gap lui l'ha riempito subito, deve cercare di superare il più veloce possibile l'avversario davanti, Leo di Lea, se no, ciao, non si riesce più a raggiungere i primi due, che stanno viaggiando a un bel ritmo anche loro. E siamo al Anche tornantino. Spade, Attenzione, c'è stato forse un minimo di contatto. Attenzione perché può forse uscire meglio. In questo caso Alex 95 perché ha frenato leggermente prima ed è uscito molto più veloce rispetto a Leo di Lea, ma invece non riesce a mettersi proprio sotto tiro per tentare un attacco nei confronti di Leo di Lea, che sta resistendo molto bene con la sua terza posizione, tutto liscio al ferro di cavallo, e quindi le posizioni restano così come sono. Però insomma Leo Di Lea in questo momento sta facendo davvero un bel gran premio, perché sta difendendo alla grande la sua terza posizione. sì, sta difendendo bene, bisogna fare attenzione però perché bisogna fare attenzione però a Nico UK, Alex 95 è passato, ma anche Nico UK è lì dietro. C'è una bella lotta per il podio. Poi si è creato un solco da scatto in poi, che è quello che dicevi tu prima, che quando c'era stata la lotta ha perso un po' di terreno. Ma che vantaggio che ha preso! Eh sì, Alex 95 non inquadrato, ha passato Leo Di Lea e quindi ha guadagnato così la terza posizione e ha creato davvero un gap importante nei confronti Ok, di ci Leo sono Di problemi però. Lea. Però attenzione perché... Ragazzi, No, perché attenzione perché non so se è un doppiato o è Greg S, però c'è stato un rallentamento di un pilota, attenzione, vediamo dal traguardo. No, Greg S c'è. adesso è davanti, ok. No, no, e allora sarà stato un doppiato probabilmente, Marco, perché effettivamente abbiamo visto un kart rallentare più del solito, eh. Però evidentemente era proprio appunto un doppiato, però Alex 95 inquadrato è in terza posizione, così almeno dice la grafica. E Leo di lei è in però difficoltà. abbiamo un'escursione anche davanti, attenzione. E magari c'è qualche pilota che è in difficoltà e sta perdendo tantissimi secondi. Però, boh, poi dopo magari la gara indagheremo. Intanto Leo Di Lea perde un'altra posizione ed è quinto in questo momento, mentre invece Nico UK è passato in quarta posizione. Però, attenzione perché si stanno un po' rimescolando le carte, secondo me. Che è davanti, Regione 516 non riesce a passare il doppiato, perché mi sembra ci sia il doppiato là davanti. Deve farlo Esatto. passare anche. Ora, probabilmente ci deve essere anche bisogna esporre anche la bandiera blu, per lasciar passare gli altri piloti. Non lo so, non lo so. Adesso lo vediamo. Alex 95 sembra molto vicino. E Scatto si è passato Leo di lei. Vedi, Leo di lei è di grande difficoltà adesso. Qua può esserci sorpasso. Il tamponamento. Attenzione perché Alex 95 è in scia Legione 516. Questa volta lo possiamo vedere perché nel rete della sua maglia è proprio scritto il nome di Legione 516. Quindi Alex 95 tallona da vicinissimo Legione 516, mentre invece Greg S può condurre senza problemi questo Gran Premio della Silver 1. Sono tutti dietro adesso. Eh sì, assolutamente sì, perché adesso si sono un po' rimescolate, come dicevo prima, le carte, tra la seconda e almeno la quarta posizione, secondo me, Marco. Sì, sono tutti rimescolati e può succedere qualsiasi cosa adesso. E non siamo neanche abbiamo passato metà gara da poco, ma la costante rimane Greg S, che ha preso un gran vantaggio. E non vedo ancora nessuno che abbia il ritmo per andarlo a prendere. Quindi, veramente una grande gara di Greg S fino adesso, che sta gestendo molto bene il suo ritmo e non ha commesso sbavature. Gli altri, forse un po' sì, un po' forse per le battaglie che dovevano fare. Probabilmente il giorno 516 è stato preso con quel tocco di Alex 95, che se non l'avesse preso avesse gestito un po' meglio la traiettoria, secondo me l'avrebbe superato perché era nettamente più veloce. Adesso deve ricostruire il tentativo di sorpasso. Ha tempo, ma non così tanto, perché se l'idea è quella di andare a prendere Greg S poi, e se la velocità era quella di prima, potrebbe anche farlo, ma deve prima superare il Legione 516 Alex 95. Sì, anche se devo dire la verità, il vantaggio di Greg S non è proprio elevato, quindi si può ancora forse fare, però, come dicevi tu, Marco, Alex 95 deve passare molto velocemente, ha tentato in fondo a quel rettilineo nella terzultima curva una possibile staccata, ma Legione 516 è riuscito a staccare tardi e a mantenere così la sua seconda posizione. Però altro passaggio e altro giro al comando da parte di Greg S.
Sì, che il vantaggio, come hai detto tu, non è enorme. Forse adesso è anche un po' diminuito, ma rimaneva una cosa di sicurezza. Forse adesso è ancora un po' troppo diminuito, rispetto a prima. Però, no, è ancora abbastanza di sicurezza. Non è enorme, ma rimane costante, non ha mai avuto grandi cali. Forse adesso, un pelo adesso, sta rischiando parecchio. Ma non credo, Però, Marco, perché comunque vedo che il vantaggio è abbastanza rassicurato. Perché sì, si aggira secondo me forse al secondo e mezzo. Però, ripeto, sta controllando Gregas, dai, possiamo dirlo sinceramente. Sta secondo me controllando la corsa. E adesso sta per completare anche il 12° giro con un distacco anche importante. Nel frattempo Alex 95 tenta il sorpasso in curva 1 e lo fa e mantiene anche stabile le sue carte, e quindi ora è lui in seconda posizione a inseguire Greg S. Adesso vediamo se ha ritmo Alex 95 per cercare di ricucire il gap con Greg S. Però intanto il sorpasso l'ha fatto, Marco. il sorpasso l'ha fatto. Prima ce l'aveva da vedere, però così testiamo anche quanto effettivamente sta correndo Greg Hessing in vantaggio. Se è stato effettivamente lui il più veloce in pista, o sono stati gli altri che con le battaglie, sorpassi e controsorpassi, e gli hanno fatto poi guadagnare quel vantaggio che ha. Adesso siamo curiosi. Manca poco però. Il tempo scorre, deve essere velocissimo. Deve essere velocissimo Alex 95. Farei molta attenzione a Nico UK, perché è sempre là dietro. È sempre stato dietro ad Alex 95 tutto il tempo, l'ha seguito fino alla quarta posizione attuale. Quindi Regione 516 deve fare molta attenzione. Guarda, io ho cronometrato, Marco, il distacco e siamo su 2 secondi e 6 decimi. Quindi forse Greg S ha guadagnato qualcosina nel duello Alex 95 e Legione 5 1-6. Però appunto Nico UK ha ripreso il secondo e il terzo, e quindi una battaglia a 3. Potremmo vivere una sorta di triello per i piazzamenti sul podio. Però in questo momento Greg S comunque sta facendo la voce grossa. Facendo la voce grossa, anche dietro si sono creati dei bei trizzetti, però ancora si fatica ad andare a creare il sorpasso. I punti ci sono per farlo, ma siccome la pista è veloce è complicato, non c'è la possibilità di fare grandissime staccate, è un po' complicato. E molto spesso sei in velocità, devi cercare di essere più veloce del tuo avversario, quando sei in alta e alta velocità diventa complicato creare quel gap, però si può fare. Anche se Greg S continua ad avere un distacco abbastanza importante e in 2 giri e mezzo difficilmente lo vanno a recuperare. Eh sì, perché recuperare comunque 2 secondi e mezzo non è proprio facilissimo, eh. Comunque Alex 95 forse l'obiettivo suo era appunto la seconda posizione, perché forse si è reso conto che Greg S era abbastanza impegnativo riprenderlo. Però siamo comunque nel corso del penultimo giro con Greg S al comando. Alex 95 seconda posizione, terzo Legione 516. Greg A intanto ha passato Leodilea per la sesta posizione, che quindi di conseguenza Leodilea ha perso tantissimo e stava facendo una bella gara nella prima parte di gara. Poi purtroppo ha perso un po' di ritmo ed è purtroppo sceso fino alla settima piazza. Eh sì, ha perso un bel po', ha avuto un po' di difficoltà. E buona reazione di scatto. Buona reazione di scatto perché adesso è lì e difficilmente riuscirà ad andare ad attaccarsi a quel gruppo che lotta per il podio, ma comunque è riuscito a ricucire un bel gap, quindi bravo anche scatto. Greg S ormai sembra andare proprio verso la vittoria. Però, oltre al fatto di andarlo a recuperare o non andarlo a recuperare, il terzetto là dietro comunque è pericoloso, sono gli attaccati, anche se Alex 95 un po' di vantaggio l'ha preso. Ma Nico UK è lì attaccato da tutto il tempo, voglio vedere se riesce a studiare il sorpasso in qualche modo, se proverà ad essere aggressivo, perché non penso gli basti il quarto posto, anche se comunque è un buon risultato. Sì, è vero, perché Nico UK ha tentato di una staccata un po' troppo aggressiva dopo il tornantino in curva 4, ma non ce l'ha fatta. Nel frattempo ti volevo segnalare comunque che il terzetto dietro Gerges aveva guadagnato 6 decimi dall'ultimo rilevamento che ho preso, e ora siamo sull'ordine di 2 secondi, però ormai siamo oltre il ferro di Sono cavallo. due curve. Sì, esatto, Marco, perché ormai mancano meno di 2 curve, siamo all'ultima curva con Greg S che sta per tagliare il traguardo per vincere la categoria Silver 1 con Alex 95 in seconda posizione, Legione 516 in terza, Nico UK in quarta, Scatto che finisce in quinta posizione, Greg A in sesta, Leo Di Lea in settima piazza, finisce qui quindi la categoria Silver 1 per Leo Di Lea, che appunto piazza la settima posizione con Profi Racer sul finale, passa Miro per l'ottava piazza.
e Miro quindi scende in nona con Sam 84 che completa la top 10. 17 giri davvero molto belli, Marco, l'abbiamo vissuto davvero molto bene, però insomma il vincitore è stato sensazionale perché ha dominato anche in questo caso il Gran Premio, e stiamo parlando ovviamente di Greg S. Però attenzione, abbiamo Alex 95 indietreggiato di una posizione. Sì, Legione 516 sale in seconda, Alex 95 invece scende in terza posizione. Probabilmente quel secondo e mezzo di penalità è per la questione che vi dicevo nella categoria precedente del peso non omologato completamente per le varie categorie. Però Marco, dai, è stato un bel Gran Premio. È stato un bel Gran Premio, ma vedi, Alex 95 è riuscito a sorpassare Legione 516 verso la fine, gli ha guadagnato un gap importante, non è passato con quell'1,5 secondi di penalità, ma si è posizionato comunque nel podio. Ed è stato fondamentale quel gap che ha costruito, perché dietro era lì attaccato il terzo, il quarto ipotetico, invece è rimasto forte. Quindi fatalità, Alex 95 ha fatto il best lap, lo sapevamo, però continuano ad esserci tante gare con vincitori che fanno gli assoli. Vediamo se nella categoria Gold cambia qualcosa. Esatto, Marco, perché ormai siamo arrivati alle ultime due categorie di giornata, le più importanti, e stiamo parlando della categoria Gold. Iniziamo dalla 2 con in pole position, che è stata realizzata da Emil Thomas, mentre Bulldog in seconda posizione. Poi abbiamo in seconda fila Andre 98 Stay con Scorpion, in terza fila abbiamo Gino e Jerry 95, poi abbiamo in quarta fila Matty Pry con Rocky Donuts, e poi a chiudere la top 10 abbiamo App 121 e Astrofab. Poi abbiamo in sesta fila De Marchi con il Ninja. Poi in 13ª posizione abbiamo Veteran David 05 e Pablo 95 a chiudere lo schieramento di partenza della Gold 2. Tutti a scaldare le gomme in attesa della bandiera sventolante, e via partiti con Emil Thomas che scatta molto bene e mantiene così la prima posizione. Partenza molto ovvia, molto perfetta, tutti accodati tra di loro, sapendo che forse i giri sono tanti e quindi forse la tattica migliore è quella di concentrarsi nei singoli giri e non tentare tutto in curva 1 alla prima staccata utile. Nel frattempo abbiamo l'opportunità di vedere l'onboard di Scorpion, dalla quarta posizione di Scorpion, che sta cercando di ricucire qualche decimo su Andre 98 Ste, però appunto Marco una partenza davvero pulita, senza neanche un tentativo di attacco. È stato un sorpassino, uno solo, ma per il resto proprio sono partiti tutti in fila, così, fila indiana. No, incredibile, cioè... no, un cavolo. Bulldog che passa il Thomas, dove ce lo siamo persi qua? Esatto, ce lo siamo persi, il sorpasso per la leadership da parte di Bulldog nei confronti di Emil Thomas. Nel frattempo la grafica ci notifica il sorpasso di Emil Thomas appunto su Bulldog, anzi del Ninja su Ricky Donuts, che quindi attenzione che scende di parecchio, perché dobbiamo vedere un po' l'aggiornamento della classifica da parte del Ninja, che è riuscito a passare anche Ricky Donuts e forse anche De Marchi. Forse la grafica precedente si riferiva appunto a De Marchi e non a Bulldog e Emil Thomas, chiedo scusa per il refuso. Però abbiamo il secondo giro completato con Bulldog in prima posizione, Andre 98 Ste che è salito comunque in seconda posizione e sta talonando Bulldog per la prima. Tenta un sorpasso all'interno, però bravo Bulldog a difendersi molto bene per la leadership di questo Gran Premio della batteria Gold 2 dell'8º appuntamento del campionato 2023 degli amici card del Triveneto. Scorpion ancora in quarta posizione, che sta guardando i primi tre duellarsi. Magari può approfittare Scorpion di qualche tentativo di attacco a vuoto e di un piccolo errore per infilarsi anche lui. In 15 giri può succedere di tutto, ma stanno guidando veramente bene, puliti, in scia, e non è ancora scappato il primo. Non c'è ancora stata lotta, ma il primo non è ancora scappato. Scorpion è lì dietro che aspetta. C'è un bel filotto di persone. Bello questo onboard che è passato al traguardo, mi sembra che non l'avevamo ancora visto. Dietro c'è un bel po' di lotta, però attenzione, Ninja è passato su, Ninja è arrivato addirittura settimo.
Vendra è passato, Jerry indietro, Astrofab è sceso in 13ª posizione e rimane ultimo Pablo 95, ma la lotta si sta accendendo e mi sa che Bulldog e Andre 98 Ste forse provano a scappare. Sì, tentano di aprire un gap. Nel frattempo Vendra è passato nei confronti di Gino nella staccata del ferro di cavallo per la quinta posizione. Davvero un bel sorpasso all'interno. E che bravo Vendra a non concedere la replica a Gino nella curva finale del ferro di cavallo. Nel frattempo i primi 4 rimangono così come sono. Anzi, era Matty Prime nei confronti di Gino, chiedo scusa. Perché poi Jerry 95 è sceso di qualche posizione in decima, Ricky Donuts anche lui è sceso in dodicesima, mentre invece Astrofab anche lui è sceso addirittura in ultima posizione. E quindi attenzione perché Scorpion è ancora lì, che sta controllando, però la sensazione è che forse Bulldog e Andre 98 Ste abbiano qualcosa in più rispetto appunto a Emil Thomas e a Scorpion. Sì, presumo che vadano insieme. Bulldog sta tenendo un bel ritmo, Andre 98 Stereo sta tenendo dietro, cioè gli sta dietro abbastanza bene. Bulldog sta bravo perché prova staccata dopo staccata, colpo dopo colpo a cercare di costruirsi un vantaggio di qualche decimo, perché Andre 98 Stereo non gli è attaccatissimo dietro, gli sta dietro, ma non è attaccatissimo. Quindi può creare il solco da un momento all'altro, come Andre 98 stessi riesce a trovare il modo di avvicinarsi ancora un po' di più o fa gioco fino agli ultimi giri e dopo prova il sorpasso alla fine oppure può provarlo subito, ma dipende se è nelle sue Attenzione, corde. scusami Marco, perché c'è il ninja che si svincola e passa Aggressivo. Gino. Eh sì, perché aveva preso la scia, era passato all'interno molto bene e poi ha chiuso la porta a Gino. Quindi molto bravo ninja a passare all'interno nei confronti di Gino prima del ferro di cavallo. Però intanto qui è un board con Scorpion, Tallo che tallona da vicinissimo Emil Thomas, e quindi ci sarà una bella battaglia secondo me per la terza posizione, leggermente a largo per entrare molto meglio in uscita Scorpion sul tornantino. Però molto bravo Emil Thomas a occupare il centro della pista e non concedere quindi questa traiettoria particolare effettuata da Scorpion, che deve guardarsi secondo me anche dietro da Matty Pry, che secondo me nella seconda parte di gara ne verrà fuori Matty Pry, quindi bisogna tenere d'occhio anche il pilota in quinta posizione in questione. Sto parlando appunto di Matty Pry. Però in questa inquadratura, Marco, ho visto Emil Thomas al ferro di cavallo fare una traiettoria leggermente diversa, leggermente largo in uscita, per avere secondo me una velocità anche migliore. Però intanto c'è l'attacco di Andre 98 Ste in curva 1 nei confronti di Bulldog, ma attenzione perché c'è forse una controreplica dopo il tornantino, ma non è così. E Bulldog invece scende dalla prima alla seconda posizione e Andre 98 Ste invece sale così al leader della corsa di questa categoria Gold 2. Mi sa che è il contrario, io vedo davanti Bulldog. Hai tornato davanti? Probabilmente non me ne sono accorto, però adesso vediamo dall'aggiornamento della classifica. Hai detto bene comunque, Matty Pry dietro attaccatissimo. L'hai detto bene, bravo. Proprio attaccato. E ci sono il terzetto dietro, Emil Thomas, Scorpion e Matty Pry proprio attaccati, come i primi due che si stanno dando spettacolo per andare all'esterno? Prova all'esterno, Ok. Andre 98 Ste. E bravo Bulldog, perché aveva fatto effettivamente sì il controsorpasso, ma occupa molto bene il centro della pista. Nel frattempo anche grande battaglia per la terza posizione fra Emil Thomas, Scorpion e Matty Pry, e quindi dovremo tenere davvero gli occhi aperti per tutte e due le battaglie per la vittoria, ma anche per la piazza d'onore, la terza. Però forse in questo momento, insomma in questo giro, forse nulla è cambiato. Forse no, ma comunque ci sono delle belle lotte, dei belli incroci e sembra una lotta a due davanti. Bulldog e Andre 98 Ste che lo sta tallonando tantissimo Andre 98 Ste, sembra averne qualcosina in più, forse può provare adesso. Complesso. Matty Pry è passato. Perché fare la curva esterna, fare un po' la curva 1 in esterna non è molto favorevole secondo me, perché poi c'è immediatamente la curva 2, leggermente una piega a sinistra, che non favorisce Sì. tantissimo una traiettoria esterna appunto in curva 1, perché poi appunto c'è la curva esterna a sinistra
e poi c'è appunto il tornantino di curva 3 e quindi insomma deve secondo me un po' ripensare ai duelli testa coda. Attenzione Oh, perché il ninja passa tutti e tre e va in terza posizione. Io mi aspetto sicuramente pazzesco. delle sanzioni, perché qua secondo me non so se è un incidente di gara fra Emil Thomas e poi gli altri. Presumo Vediamo di sì. adesso. Presumo Cioè, di sì. Matty Price, Scorpion e Emil Thomas, secondo me, sono coinvolti in questo incidente dopo sul ferro di cavallo, e secondo me ci saranno delle sanzioni e poi staremo a vedere. Però leggermente staccato invece Andrea 98 Ste nei confronti di Bulldog, però bravo Ninja ad approfittarne per la terza posizione. Bravissimo, e aveva comunque margine perché partiva da più indietro e allora aveva la possibilità di non rimanere intaccato nelle traiettorie, come è successo invece a sia Scorpion che a Emil Thomas. Matty Pride davanti, intanto, in quel terzetto, anche se fuori dal podio. Quindi bravo veramente Ninja ad approfittarne, a trovare il momento giusto, a essere comunque lì attaccato in qualche modo. Under 98 stesso sembra avere un pelo di difficoltà, ma credo stia provando a gestire per provare l'attacco finale. Anche perché manca veramente poco, quindi è o ora o poco ci manca. Esatto, perché attenzione, perché anche Emil Thomas è sceso ancora di qualche posizione, forse un po' in difficoltà e forse un po' deconcentrato dall'errore e anche dal testacoda che gli è stato provocato. Poi staremo a vedere appunto se a fine gara ci saranno anche delle azioni disciplinari con dei penalità eventualmente nei confronti di Matty Pry o di Scorpion. Nel frattempo, Marco, ti noto che sta scendendo un po' la sera, perché comunque non dimentichiamoci che siamo al 15 d'ottobre e quindi attenzione, perché l'estate purtroppo è finita da mo', però e quindi le giornate si stanno accorciando e quindi sta per diventare fattore importante anche un eventuale calo della luce naturale. Sì, diciamo che il calo della luce ci può stare, fa ancora buio presto, ma non prestissimo. La prossima gara sarà complessa perché ci sarà anche il cambio dell'ora, ma freddo ancora non fa, perché ci sono ancora delle temperature in diversi giorni che sembra estate. Però, Bulldog sembra essere partito. Non lo so, mi sembra difficile adesso. Però farei più attenzione, cioè, secondo me è più probabile, da quel ritmo che sto vedendo, che Matty Pride raggiunga Ninja. Vedremo, E perché questa mancano impressione qua. comunque 3 giri alla fine, con Bulldog e Andre 98 Ste che forse stanno un secondo rifiatando e stanno prendendo ritmo per farci magari divertire nel finale di gara, con Ninja in terza posizione, Matty Pry in quarta, mentre invece Gino è sceso di tanto, ma anche Emil Thomas è sceso di tanto e occupano rispettivamente la 10ª e 11ª posizione. Però vediamo, perché comunque manca ormai un giro e mezzo alla fine della Gol 2, con Bulldog e Andre 98 Ste che forse in quest'ultimo giro ci possono far divertire. Però la sensazione, Marco, è che Bulldog dopo quel sorpasso e controsorpasso abbia preso un pochino le misure ad Andre 98 Ste. Sì, sembra avere un altro passo. Guida deciso. Under 98 Ste ha avuto l'opportunità prima, ma ha fatto un po' fatica. Poi non si sa mai, però in un giro solo diventa veramente complesso. Anche perché, vabbè che il leader può sbagliare in qualsiasi momento, quindi chiunque può sbagliare in qualsiasi momento, ma diventa veramente molto molto complesso. Tanta roba ninja che sta resistendo. Però anche l'ultimo giro. Vediamo se adesso lo peschiamo con l'inquadratura. Ma Sì, secondo vincilo. me Ninja, possiamo fare lo stesso discorso per Ninja e Matty Pry. Ninja secondo me sta difendendo Curva. tranquillamente la terza posizione su Matty Pry. Le posizioni sembrerebbero del pod in questo momento un po' cristallizzate. Intanto c'è stata un'escursione in fondo alla classifica, però inizia a festeggiare Bulldog che vince la Gol 2 su Andre 98 Ste in seconda posizione. Poi abbiamo in terza posizione Ninja, che nel finale comunque si è fatto un po' risucchiare da Matty Pry in quarta posizione, Scorpion in quinta, Vedran David 05 in sesta, Pablo 95 e App 121 guadagnano posizione rispettivamente su De Marchi, che scende in nona, e Gino invece chiude la top 10 in 10ª posizione. Però insomma, Marco, una Gol 2 molto bella, devo essere molto sincero, tanti sorpassi, un bel duello anche per la prima posizione, però Bulldog si è portato a casa la vittoria. Anche penalità. Bulldog si è portato a casa la vittoria. Under 98 Ste
e Matty Pry, nonostante delle penalità abbastanza importanti, comunque avevano guadagnato un bel terreno. Ma tutto sommato sì, è una bella gara. Quell'errore madornale ha portato Ninja al podio, ma complimenti perché è un podio alla fine meritato, perché è sempre stato lì attento, si è guadagnato il suo. Quindi è stata nel complesso una bella gara, ma il Bulldog ha fatto il vero e proprio Bulldog. Ha tenuto un ritmo cattivo, prepotente, non si è fatto sorprendere e ha meritato anche lui la vittoria. Marco, ci siamo! Siamo arrivati all'ultima batteria di giornata, alla categoria Gold 1. Dopo 2 ore spettacolari, ormai ci siamo. Siamo all'ultima batteria di giornata dell'8º appuntamento del campionato 2023 di Amici Kart del Triveno da pista verde in quel di Caselle. Alle 17 ha conquistato la pole position. Poi abbiamo Chobu in seconda posizione, Rossi 96 in terza, Vendra in quarta posizione. Poi abbiamo Giro 94 HC e Dennis Klima che occupano rispettivamente la terza fila, Giuli e Fonti in quarta fila, e poi andiamo nella seconda parte della griglia con Esbuda e Miunida 93 in quinta fila. 11ª casella invece per Gisho 93 Albi in 12ª casella. Poi abbiamo Nico 15 e Cennez 16 in settima fila. Poi abbiamo Rise e Roby Lolly in 15ª e 16ª posizione rispettivamente. Ma sta per iniziare l'ultima batteria, partiti con una grande partenza da dietro da parte di Giro 94 HC, mi pare di aver capito, con una partenza fionda proprio, perché mi sembra davvero una partenza molto bella, e forse ha guadagnato anche la terza posizione, però forse ora si è fatto risucchiare un po' e quindi ora è rimasto un pochino indietro. Però attenzione, perché ai 17 comunque è riuscito a resistere all'attacco. Però hai visto che tu, Marco, quella partenza fionda, Ma più che partenza fionda c'è stato un gruppo di persone, tutte attaccate, si era creata praticamente la curva con 5 file di persone che stavano affrontando la curva, quindi molto interessante, anche perché sappiamo i nomi dei piloti sono tutti molto veloci, quindi da vedere ci sarà un grande spettacolo, e ma non a caso ovviamente Marco sono nella pure... categoria Gold 1, non a caso. Sì, sì. Dennis Scrivere è avanti. Sì. Assolutamente, con alle 17 al comando Chobu in seconda posizione. Solo 10 giri devono compiere tra l'altro i piloti della categoria Gold 1, quindi pochi, anzi forse è la categoria che compie meno giri rispetto alle altre, addirittura alle categorie di bronzo, addirittura, piccolo dato statistico della giornata. E quindi hanno ancora meno tempo i piloti in questo caso per progettare degli attacchi, devono farlo subito, immediatamente. Quello è stato il motivo di quel caos in curva 1, ma era giusto perché sappiamo benissimo che più ti piazzi davanti all'inizio meglio è. In tutti i circuiti è così, ma questo ancora di più. Quindi quelli davanti hanno un buon vantaggio da colmare, ma questo può rendere per noi le cose molto più divertenti perché proveranno attacchi in tutti i modi, dappertutto, giustamente. E Roby E dirò LOL, un po' di un attenzione, che boss. subisce il sorpasso da parte di Esbuda e anche di Rise, e quindi Roby LOL ancora una volta in difficoltà. E anche Vendra, attenzione, che si è lasciato passare. Però attenzione, perché Roby LOL è il secondo campione consecutivo, e anche a Jesolo era apparso un po' in difficoltà Roby LOL. Non è un buon momento, per Roby LOL del team, per il pilota del team Capeta. Vedremo. Intanto sono veramente tutti attaccati davanti. Tutti attaccati. È una specie di gara sprint questa praticamente, un po' più corta ma Esattamente. tosta. Che è Esattamente. successo? Ah, Perché abbiamo visto Ali 17 addirittura scendere alla settima posizione. Non sapevo cosa sia successo, perché scendere dalla prima alla settima posizione o è stato un errore oppure si è fatto passare da tanti piloti, E quindi attenzione, Dennis Criminal prende il comando della corsa con Chobu in seconda posizione, Nico 15 in terza, Vendra in quarta, Giro 94 HC in quinta, Gijo 93 in sesta, e poi appunto Ali 17 che invece è sceso fino alla settima posizione. Che secondo te, Marco, che ritmo può prendere Dennis Criminal? Perché secondo me può essere la sua giornata.
Sì, ma l'abbiamo visto spesso, lo sto pensando anch'io quando me lo stai per chiedere. Dennis Criminal con aria fresca davanti va bene. Di solito è un'equazione che vince. Altro errore, anche Chobo è sceso. Eh Eh. sì, Chobu e Vendra sono scesi rispettivamente in quinta e settima posizione, però Dennis Criminal sta cercando di creare un gap importante, ma non ci sta riuscendo perché comunque Nico 15 e Giro 94 HC hanno il merito di davvero tallonare e di mantenere il ritmo. Nel frattempo inquadrato con l'onboard Roby Lol, che purtroppo è in penultima posizione, a conferma del fatto che non è proprio un buon momento per il pilota del team Capeta, e di conseguenza vediamo un po' se poi nella seconda parte di gara riuscirà a rimediare e poi anche a vedere meglio, perché come gli stavo facendo notare Marco nella scorsa batteria, l'oscurità si sta avvicinando, Sì, manca poco, però i tre davanti sono veramente forti. Intanto c'è Giro 94HC che ha fatto un rimontone incredibile ed è lì. Secondo me diventerà molto pericoloso se riesce a prendere lui l'aria fresca davanti. Guarda come tallona dietro, guarda come tallona Nico 15. Proprio francobollato è il Peccato. Giro 94 HC sul posteriore di Nico 15. Potrebbe anche non passare un foglio A4, fra il posteriore Adesso di Nico sì. 15 e il Giro 94 e l'anteriore di Giro 94 HC. Nel frattempo, indietro si vedono delle belle battaglie sul ferro di cavallo e anche un piccolo contatto che manda fuori leggermente un kart nella parte finale della classifica. Però, come dicevi tu, Marco, i primi tre stanno facendo un altro mestiere. Dennis Criminal, Nico 15, G94 HC stanno facendo tutt'altro mestiere. Giso 93 non riesce a tenere il ritmo ed è in questo momento leggermente staccato rispetto ai primi tre, tranquillo invece Vendra in quinta posizione, mentre invece alle 17, ricordiamo, nella prima parte di gara era lì in alto in prima posizione, adesso addirittura è sceso in 13ª posizione, quindi insomma un Gran Premio molto difficile fino a questo momento di alle 17. Sì, allora stanno facendo una gara assurda. I primi tre sono lì, ma non è che stanno facendo dei distacchi clamorosi, perché comunque Gigio 93 lì dietro, c'è anche Vendra comunque in agguato. È che tu vai a pensare, cavolo, ci sono solo 10 giri, lì diventa difficile. Però, ci siamo? Ci siamo? Attenzione Forse è il momento l'attacco, no, giusto? non c'è l'attacco perché Dennis Criminal stacca molto bene in curva 1, stacca davvero molto bene e di conseguenza sorpassare è molto complicato, addirittura forse adesso guadagna qualche decimino Dennis Criminal, che ho notato che nel rettilineo prima del ferro di cavallo e prima anche di curva 5 è molto forte, quindi potrebbe essere anche il suo punto di forza su questo circuito. Mamma mia, come sta facendo buio presto. Può diventare anche un fattore, Mario, Marco, secondo me. Sì, anche se stanno guidando tutti molto bene, sono più o meno lì, i primi tre stanno facendo un ritmo incredibile. Potrebbe essere un momento. Come nell'ultima parte del giro, Nico 15 guadagna sempre qualcosina e va proprio nel posteriore di Dennis Criminal. Appena invece c'è la prima parte di pista è il contrario. Non so se in queste prime due curve non so se Vedi, come ti sulla 3. dicevo prima, che dopo il nella sezione dalla curva 3 del tornantino fino alla curva 6 che caratterizza il ferro di cavallo, Dennis Criminal è la sua parte fondamentale. Nel frattempo c'è l'attacco all'interno sul ferro di cavallo di Giro 94 HC, bel sorpasso Bello all'interno questo. che non dà neanche diritto di replica a Nico 15. Un po' sorpreso forse Nico 15 di questo attacco, perché diciamo stava studiando Dennis Criminal e invece è costretto invece di seguire, perché ormai siamo all'ultimo giro della categoria Gold 1, breve ma intensa questa categoria, Marco, sinceramente, con Dennis Criminal al comando, Giro 94 HC in seconda posizione. Poi abbiamo Nico 15 che sicuramente vorrà rimediare al sorpasso subito sul ferro di cavallo, anche se sinceramente adesso è un pochino lontano da Giro 94 HC, che invece sta cercando di tenersi incollato al posteriore rispetto a Dennis Criminal. Attenzione al ferro di cavallo, niente da fare, bravo Dennis Criminal a tenere il centro della pista, però su questo rettilineo forse Giro 94 HC può forse staccare forte, però Dennis Criminal tiene la traiettoria molto bene e allora sarà volata tra Dennis Criminal e Giro 94 HC per capire che è il vincitore della Gold 1 in volata. Uh, uh, uh. Dennis Criminal Che gara. vince
sul filo di lana nei confronti di Giro 94 HC secondo, Nico 15 in terza, Gigio 93 in quarta posizione, poi abbiamo Vendra, Chobu, Giuli, Meonino 93, Channel 16 e Sbuta che chiude così la top 10. Come dicevo prima Marco, Gold 1 breve ma intensissima a 1000. Intensissima, bisogna ringraziare i ragazzi e le ragazze per lo spettacolo offerto, bravissimi. E ragazzi, tanta roba. Non so se per il fatto che comunque fosse corta la gara, ma è stata veramente eccezionale. Quindi grazie dello spettacolo, veramente, veramente, veramente bravo. Tanta roba. È stata proprio una specie di sprint race, Marco, come dicevi tu durante le fasi iniziali della categoria Gold 1. Quindi, Marco, Sì. termina così l'appuntamento, questo ottavo appuntamento del campionato 2023 della categoria Gold 1, ma anche di tutte le altre categorie. Adesso scorreranno in video le premiazioni, ma intanto vi dicevo un po' le classifiche in questo momento, quella generale e anche quelle a squadre, con in classifica generale Gigio 93 comunque conserva la prima posizione con 158 punti, Albi in seconda posizione a 155, Dennis Criminal terzo a 154, Giro 94 HC a 147 punti, quindi in quarta posizione. Poi abbiamo Ale 17 con 137 punti, quindi insomma in 20 punti sono racchiusi ben 5 piloti, 21 per la precisione. Poi invece nella classifica squadre la top 5 è condotta dal team CTR 99 con 504 punti, poi abbiamo la Smeriglio Racing con 493, poi abbiamo il team Capeta terzo con 463 punti, poi abbiamo il team GRT in quarta piazza con 458 punti, poi abbiamo Spider Pork in quinta piazza con 420 punti. Quindi una bella battaglia secondo me ci prospetterà negli ultimi due appuntamenti della stagione. Il prossimo appuntamento, il nono, sarà in quel di Pordenone, se non erro dovrebbe anche essere indoor, quindi insomma le condizioni cambieranno anche leggermente, non si tratta più di gareggiare outdoor ma indoor, quindi all'interno di una struttura che contiene una pista di kart in quel di Pordenone. Quindi Marco, non mi resta altro che dare l'appuntamento appunto a Pordenone in quel di novembre. E niente Marco, io ti ringrazio per commentare queste meravigliose gare degli amici kart del Triveneto e direi che ci possiamo vedere al prossimo appuntamento. A presto, ciao! Ciao, alla prossima! Sempre qui nel canale YouTube degli amici kart del Triveneto.